Buonasera e ben ritrovati amici di Sportisi. Di oggi la terza giornata del campionato di Serie D. Girone B di Palermo ci presenta lo scontro tra Atomo Networks e Palermo Futsal Club. In attesa dell'arrivo della formazione ospite, già i padroni di casa sono in campo, forse anche con tanta voglia di trovare dei punti che effettivamente in questo campionato mancano, perché sono arrivate 2 sconfitte al momento nei match contro Liccarense, sconfitta con il risultato di 0-1, e poi contro l'Ortolo San Giovanni Battista con una partita veramente pirotecnica, 3-2. Nel frattempo iniziano ad arrivare anche i primi giocatori rosanero, con Vito La Fiura che presenta la fascia da capitano, poi Lopez, Citarda, Chinnici, Sujon che ci regala anche un sorriso, e poi Cirafici già in campo, Vivarelli, insomma sono praticamente tutti in campo. Adesso arriva anche Dante Vitiello, perché ha partito molto molto bene in questa stagione, un gol e un assist. Ecco anche mister Natale Gentile, Alessio Leto, Danilo Alario e Giuseppe Giuliano, che invece oggi sarà l'unico portiere della formazione rosanero, e manca infatti Peppe Calì, il grandissimo portiere rosanero, che nelle prime 2 partite ha subito, ricordiamo chiaramente i dati sono valevoli soltanto di una partita, perché la scorsa contro il Futsal Emiri non era valida per la classifica, dunque i 3 gol subiti dal portiere rosanero non sono validi alla fine della classifica di gol subiti e gol realizzati. Di conseguenza indichiamo soltanto 2 come i gol presi contro il No Camp Capaci. Nel frattempo Formazione Rosanero ci regala questa bellissima immagine, tutti quanti presenti, anche Carmelo Punzina, anche Manfredi Pazzaia, dirigente. La foto invece viene realizzata da Filippo Alario, che poi sicuramente vorrà postarla. Nel frattempo le formazioni stanno uscendo dal campo, dunque vi facciamo vedere l'ingresso veramente molto, molto vicino. Parlavamo quindi di Giuseppe Giuliano, per lui un esordio quest'oggi, non soltanto con la maglia del Palermo Futsal Club, ma anche in questa categoria, perché è un portiere che ha un curriculum molto importante, e oggi vediamo come si adatterà alla categoria. Nel frattempo Lorenzo Chinnici molto vicino a noi, maglia numero 10, una maglia pesante che è stata negli anni vestita da giocatori come Lorenzo Loiacono, Spillo, chiaramente tutti lo ricordano, probabilmente ci sarà anche seguendo e noi lo salutiamo, così come salutiamo Damiano Giordano, che con la 10 lo scorso anno ha fatto veramente tanti gol. Nel frattempo stanno entrando le 2 formazioni con i 2 capitani di oggi. Vediamo infatti con la maglia numero 22 Salvatore Crosta, poi Vito La Fiura, già posizionati a centrocampo con il signor Contreras, che oggi dirigerà questo match. Sia da una parte che dall'altra. Tra i pali invece dell'Atomo Networks vediamo Michele Morana, un volto abbastanza noto nel mondo del calcio a 5. Lui, ricordiamo, infatti ha affrontato con grandi prestazioni il Palermo Futsal Club 2 stagioni fa, in realtà anche lo scorso anno, proprio con questa maglia, una partita di Coppa. Si trattava infatti della Coppa Trinacria, vinta dal Palermo Futsal Club con il risultato di 6-9, una rimonta incredibile sotto un diluvio veramente impressionante. Ma sicuramente la partita da ricordare per Michele Morana è quella in campionato con la maglia dei Delfini, dove riuscì veramente a parare di tutto in quella partita, anche lì tanto vento e anche un po' di pioggia, insomma. Ci auguriamo che non arrivino invece quest'oggi. Nel frattempo Giuliano sta per andare a toccare il pallone, vuole subito vedere come sono le condizioni, poi sta completando il suo stretching. Nel frattempo anche Lorenzo Chinnici invece cerca addirittura la porta. Cirafici è in campo, sa che non parta proprio dal primo. Mister Gentile invece a dare gli ultimi batticinque ai suoi ragazzi, con su Giovanni in campo, Vivarelli, La Fiura, Chinnici e Giuliano. Dunque dovrebbe essere questo il quintetto iniziale. D'altra parte invece vediamo Crosta tra i pali, vediamo anche Michele Morana che tra i pali. Sente soltanto il fischio da parte di direttore di gara. Intanto vi mostreremo come sempre il nostro tabellino con il cronometro che inizierà a scorrere nella misura in cui il direttore di gara fischierà l'inizio della partita. Adesso guarda anche il cronometro. Adesso potrà veramente iniziare questa partita. Ricordiamo che
Il Palermo Futsal Club si trova al momento al quarto posto. Nel frattempo inizia anche questa partita, dunque inizia la terza giornata di campionato per Atomo Networks e Palermo Futsal Club, con il primo possesso di palla per la formazione rosanero, con Sujon che scivola dalle parti di Chinnici, poi Sujon ancora, Vivarelli può puntare, rientra sul sinistro, viene subito fermato dal raddoppio difensivo, ottimo da parte della retroguardia difensiva, e qui la prima occasione per la formazione rosanero è capitata tra i piedi del funambolo Luca Vivarelli, che però non ha approfittato, ma complice anche una buonissima difesa. Sujon cerca la porta con Morana che invece la battezza fuori. Il capitano, si tratta di Ferdinando Lombardo, dunque non Crosta, che invece gioca come laterale destro. Nel frattempo c'è però un'interruzione. Crosta infatti gioca su questa fascia, sulla destra. C'è un cambio di pallone probabilmente. Invece Lombardo gioca come attaccante, numero 10 infatti per lui, e dall'altra parte invece l'altro numero 10 lo sta marcando. Si tratta infatti di Lorenzo Chinnici. Nel frattempo azione per l'Atomo Networks che riparte in fase difensiva. Crosta, palla sulla destra, Lombardo esce in pressione su John, lo tocca, poi Vivarelli sbaglia l'aggancio, subito scontro, però sembrava tutto regolare di fisico con Aversa, che ha fatto valere probabilmente il mismatch, che in questo caso ha vinto. Su John, la Fiura cerca di la conclusione, viene murato qui da Crosta, palla in calcio d'angolo, subito prima occasione per il Palermo Futsal Club, che dopo quasi 2 minuti si affaccia dalle parti dell'Atomo Networks con Morana tra i pali che sta comandando i suoi. La Fiura allo spazio, cerca la punta, deviazione, poi Vivarelli la aggancia, la tocca, poi Lombardo la porta lontano, deviazione offensiva. Lombardo si guarda intorno, esce, poi allarga sul sinistro, cerca la punta e qui per poco non trova anche il gol. Si trattava di Oliva che stava trovando il gol del vantaggio con Girono che era andato giù, aveva mantenuto bene i pali, ma forse un po' rischiando sul primo. Su John, Vivarelli, c'è Chinnici, cerca ancora una volta il compagno. Vivarelli allo spazio, Chinnici sul sinistro, potrebbe inventare qualcosa, vediamo. Sulla fascia, le finte, ancora Chinnici, apparecchia dalle parti di Vivarelli, c'è largo su John, viene servito infatti adesso. La pressione molto alta da parte dell'Atomo Networks, poi la Fiura cerca la porta, occasione che termina alta per Vito La Fiura, che aveva cercato questa conclusione un po' non da lui che solitamente cerca invece la punta, questa volta con l'interno collo ha provato la potenza a metterla sotto il ricordo dei pali. Morana lo conosce bene, infatti i due hanno vinto con tanto Oliva, e qui con l'esterno, probabilmente forse con la punta, non si è visto molto bene, 1-2 perfetto con il compagno, e poi Giuliano qui forse ha pregato che il pallone potesse uscire, un po' leggera qui forse in realtà la difesa di Mister Gentile, che al momento ha subito 2 gol in questo campionato, ricordiamo contro il No Camp Capaci, in realtà sarebbero 5 se si volesse pensare a quelli subiti contro anche il Futsal Emiri, ma ricordiamo senza classifica. Lombardo allo spazio, Lombardo va sul destro, su John, tocca il pallone direttamente in rimessa laterale. Adesso Chinnici, ancora nessun uomo in panchina che si riscalda per Mister Gentile. Questi primi 4 minuti di gioco, un inizio arrembante, poi ha avuto fuori il lato Networks con l'occasione probabilmente più importante di questa partita. Dopo soltanto 3 minuti infatti Oliva aspetta il gol, dato La Fiura cerca la porta, buona, dai, una volta pallone che termina in out, niente da fare per La Fiura, che ha già calciato 3 volte dalle parti di Morana. Sa che non ci sia una sfida tra questi due giocatori, che ricordiamo appunto erano compagni ai Delfini con Mister De Santis. Palla centrale per Crosta, allarga per Lombardo, cambia tutto Oliva, le finte con Sujon che non ha bocca, Sujon cerca dall'altra parte La Fiura, adesso Morana, poi ancora La Fiura, deviazione e calcio d'angolo, ma grande azione per il club con Sujon che prima ruba palla e poi con il destro, con l'esterno ha trovato Vito La Fiura, che però 2 volte ha perdonato Morana, la prima volta sicuramente, la seconda con una deviazione. Sarà quindi calcio d'angolo con Sujon che chiama probabilmente uno schema per Vivarelli con la punta, e per poco quasi non riusciva a beffare
l'estremo difensore avversario sul primo pallo, si chiedeva un calcio d'angolo che infatti viene ravvisato dal direttore di gara, si era notato un tocco, ma chiaramente spetta al signor Contreras poter dire se effettivamente si tratti di un calcio d'angolo o meno. Morana un po' stizzito. C'è Chinnici fuori, ma anche Vivarelli, attenzione anche alla Fiura, su John, apre per Chinnici, aggancia, cerca il mancino, la prende male, palla che va in rimessa al fondo, nessuna deviazione, si riparte dunque dalle parti di Michele Morana. Oliva rischia un poco, poi Crosta di prima cerca, versa il compagno, non lo trova però. Qui ha rischiato veramente tanto Oliva perché su Giora aveva capito in anticipo. Chinnici vuole il sinistro, vediamo se lo ottiene, lo trova. Chinnici cerca la porta, trova una deviazione, palla in calcio d'angolo ed è un Chinnici diverso rispetto allo scorso anno perché cerca maggiormente un'azione solitaria, cosa che lo scorso anno non provava tanto a fare. Quest'anno forse qualche obiettivo personale in più per il 10, forse anche la maglia. Su John, la tocca. Vai Salvo, vai Salvo! Poi la Fiora vicinissima ai nostri schermi. Con Su John che invece vuole fare rispettare tutte le distanze. Intanto Chinnici c'è largo su John, vediamo se riceve il pallone. Infatti ecco il tocco da parte dell'8 con l'esterno. Chinnici 1-2, perfetto quel pallone su John e poi scontro con Aversa. Molto duro, ma anche sul pallone, dunque tutto regolare. L'intervento del numero 11 che ha fatto sentire su John. E forse da quelle parti non sarà tanto semplice poterlo puntare. Succede che chiedeva forse qualcosina in più, chiedeva un calcio di punizione che non è stato ravvisato da parte di direttore di gara, dunque si riparte con una rimessa laterale su John, cerca il tocco verso i compagni, sbaglia tutto, poi Lombardo, poi Vivarelli lascia saggiamente il pallone. Vabbè, io non ce l'ho. Arrivati al minuto 7 di gioco, risultato sempre di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Atomo Networks e Palermo Futsal Club stanno giocando oggi la terza giornata di campionato, il girone B di Serie D di calcio a 5, girone di Palermo chiaramente. Chinnici allarga dalle parti di La Fiura, c'è largo sempre il DS. La Fiura allarga, Vivarelli può puntare, cerca il sinistro, poi si appoggia, Vivarelli, poi La Fiora cerca la porta con la punta, poi va anche in tackle, guadagna il pallone, ma va in rimessa laterale, dunque possesso per l'Atomo Networks che batte rapidamente dalle parti di Oliva. Aversa, poi si appoggia da Crosta, ancora Oliva di prima, forse anche per accelerare. Ha sbagliato, si è portato infatti all'errore con Vivarelli che stava invece tenendo bene la posizione. Su John intanto Chinnici, la carezza con la suola, poi allarga, Vivarelli sempre molto solo, Vivarelli rientra, tutto Vivarelli scivolata, non riesce a calciare verso la porta, poi Lombardo parte in contropiede della formazione di casa con Crosta che viene subito contrastato da un Su John che sembra molto attivo in questi primi minuti. Poi le finte di Oliva che punta e salta Chinnici quando è qui la sua giocata, poi Lombardo si gira, casca giù, tutto regolare ma non per il direttore di gara che fischia il calcio di punizione. Sembrava un tocco un po' minimo, però se effettivamente c'è stato, quindi potrebbe non essere sbagliata la decisione del direttore di gara che ha deciso di fischiare questo calcio di punizione. Lombardo probabilmente andrà anche verso la porta con Giuliano che dice ai compagni di non preoccuparsi, c'è lui tra i pali, bisogna non avere paura, con Chinnici che va in barriera, poi si allontana, invece la Fiera rimane a fare quasi da barriera vivente, poi infatti si allontana, c'è soltanto Chinnici, va invece Crosta con la 22 a battere questo calcio di punizione. Nel frattempo nessun cambio ancora dopo 9 minuti, ricordiamo, sempre 0-0 il risultato. Crosta contro Giuliano, cerca la potenza, prende invece Chinnici, poi con la suola la porta lontano, la Fiora rischia tanto con Giuliano che infatti si infuria con il proprio capitano perché voleva questo pallone gettato in avanti, cosa che però non è arrivata. Poi intanto Chinnici può puntare sulla fascia destra, vediamo se va sul suo sinistro, si ferma, allarga, la Fiora cerca la punta, Crosta la tocca con la spalla, però la Fiora vuole tanto questo gol perché ha calciato veramente tantissime volte, servirebbe una statistica per indicare i tiri, ci arriveremo ovviamente a questo. Intanto Vivarelli cerca col mancino, prende un difensore, si trattava di Oliva,
poi Giuliano a fare sentire tutta la sua voce e anche la sua esperienza, perché chiede ai compagni di fare girare la sfera e non è mai una brutta idea. Intanto Sujon salta netto Aversa che commette fallo, poi dice Sujon forse di non lasciarsi andare a delle reazioni un po' colorite, perché Sujon aveva fatto un urlo, ma effettivamente l'intervento era stato irregolare, dunque calcio di punizione, poi chiede scusa. Comunque Dai ragazzi! calcio piazzato, adesso potrebbe battere Vito La Fiura, vediamo se effettivamente sarà il numero 11 a calciare o se magari invece Sujon o Chinnici possono dare una soluzione diversa rispetto alla Fiura, che ci immaginiamo possa calciare con potenza, forse con Sujon un pizzico più di precisione, ma da quella distanza la potenza potrebbe fare la differenza. Poi la Fiora, ricordiamo, è un giocatore che comunque calcia anche piuttosto preciso, quindi nel frattempo si riscalda Dante Vitiello, potrebbe essere lui il nuovo ingresso per Mister Gentile. Tutti gli altri invece sono in panchina, c'è anche Chinnici libero con Crosta però pronto a uscire, probabilmente per non fare calciare il giocatore con la maglia numero 10. Nel frattempo calcio di punizione, quindi la Fiora sta guardando i compagni dello schema, va Chinnici che cerca la porta, aveva incrociato anche bene ma forse un po' troppo. Morana ringrazia. Oliva prende spazio, Aversa e poi Crosta, sempre Oliva, esce Sujon in pressione, Lombardo di prima, buona qui la seggiata dell'Atomo Networks, sempre il capitano Lombardo prova a girarsi, buon lavoro qui, poi Crosta mette tutti d'accordo, allarga il gioco, Aversa di prima, gioca bene l'Atomo Networks qui con questi fraseggi abbastanza rapidi, qui però sbaglia il tocco, forse anche per velocizzare un pizzico in più, direttamente dalle parti di Giuseppe Giuliano, che oggi ricordiamo fa il suo esordio in maglia rosanero, perché le prime due partite la prima è rimasta in panchina, nella seconda invece assente della sfida. Dai Suci, dai! Vivarelli, tanto rimane alzato Vitiello, probabilmente entrerà nelle prossime occasioni. Chinnici per la Fiura che cerca i compagni, Sujon di prima, Vivarelli, poi la tocca ancora, si cerca un appoggio da Sujon che però non arriva. Dunque minuto 12 di gioco, sempre 0-0 il risultato tra Atomo Networks e Palermo Futsal Club. Gara piuttosto vivace con entrambe le formazioni che stanno attaccando sia da una parte che dall'altra, non c'è un dominio assoluto, ma entrambi, intanto qui subito la prima occasione anche da segnalare, anzi la seconda in casa Atomo Networks, con Giuseppe Giuliano che ci regala una grande parata sul tiro tentato da parte del giocatore neoentrato, si tratta di Roberto Emmolo, anzi Emmolo, che va provato subito a sfidare l'esperto portiere Giuliano, che ha risposto presente. Intanto Sujon, Chinnici, è entrato Vitiello al posto di Chinnici, anzi al posto di Vivarelli, chiedo scusa, poi ha cercato la punta invece Chinnici senza però trovare nulla. Nel frattempo Emmolo è entrato al posto di Lombardo, dunque un buon inizio per il capitano, adesso fa rifiatare sicuramente il 10 con il nuovo ingresso. Emmolo si appoggia dietro, dietro. c'è lo spazio, Emmolo sembra abbastanza solo, non mi è servito. Crosta, Oliva con la punta e prende in pieno Chinnici, poi Vitiello non vuole gettare il pallone, cerca invece la Fiora ma sbaglia. Adesso un po' di confusione, un po' di difficoltà per il rosanero. Mister Gentile deve ovviamente cercare qualcosa in più adesso. Vitiello allo spazio, potrebbe ricominciare, lui si complica un po' la vita, poi si appoggia dietro. Chinnici, Sujon, cioè Chinnici che dà lo spazio, poi la Fiura la controlla molto bene, si allarga sul sinistro per cercare di trovare un tiro, deviazione da parte di Crosta, palla in rimessa laterale per la formazione rosanero che rimane dunque in fase offensiva. Vitiello cerca la potenza, prende invece in pieno Crosta, dunque palla ancora in rimessa laterale, sempre la Fiora sul punto di battuta. Adesso Vitiello apparecchia per Chinnici che cerca anche lui la conclusione, deviazione, calcio d'angolo, l'ennesimo di questa partita. Io se ci regaleranno un ennesimo schema Mister Gentile, oppure una battuta in mezzo un po' classica per cercare una deviazione. Sujon, infatti
propone la seconda opzione che avevamo proposto effettivamente, ma nulla da fare, sarà ancora rimessa laterale su John, si appoggia Vitiello, adesso Chinnici, ancora Vitiello, le finte su John, intanto non arriva che calcia e poi Morana e la Fiura! Da terra la Fiura! La rabbia del capitano e firma così il gol dello 0-1, esultanza con tutti i compagni. Vai Susi! Adesso si sblocca anche il risultato con Vito La Fiura con un gol non molto semplice, la coordinazione era abbastanza precaria, ma va bene così al Leone del Palermo Futsal Club, a Vito La Fiura va bene così e dunque 0-1 il risultato, la sblocca con questa conclusione. È stato molto bravo in realtà Morana nella prima circostanza, ma nella seconda non ha potuto veramente nulla. Crosta dove aver ricevuto il pallone da Aversa, adesso è Molo, ancora Aversa, poi Emmolo si allarga un po' troppo in realtà, minuto 15 di gioco, rimessa laterale che però viene rettificata da parte di direttore di gara perché dice di battere con qualche metro di distanza indietro, però addirittura forse si parla di un cambio, vediamo se effettivamente... Vai Lorenzo! Chinnici su John che non ha realizzato l'assist, ma ci è andato abbastanza vicino in realtà. Chinnici, La Fiura, c'è spazio per poter inventare, allarga il gioco, adesso Vitiello allarga per su John, forse un po' troppo perché ha anche alzato la sfera, palla direttamente in rimessa laterale. Tempo tante persone presenti al campo dell'Atomo Networks per assistere a questo bellissimo scontro di campionato che mister punta loro qui a dare le indicazioni ai ragazzi che al momento stanno giocando una buonissima prestazione, ma non sorride al momento perché il risultato è di 0-1 per il Palermo Futsal Club. Intanto lotta e Molo si gira molto bene, va sul sinistra, poi su giallo anticipa ma prende un colpo La Fiura che rimane a terra molto doloroso. Su Gianni si era autolanciato praticamente da solo. Ma a terra intanto La Fiura, poi Giuliano subito a fare da pacere. Ghiaccio spray il vice allenatore Carmelo Punzina che interviene subito nel tentativo di risolvere il tutto. La Fiora intanto si è rialzato, tutto ok, ma il calcio di punizione è stato per il Palermo Futsal Club. Chinnici per il Vitiello che cerca la porta e Morana, una parata forse non bellissima dal punto di vista estetico ma sicuramente provvidenziale. Ancora una volta Morana super oggi, ha già effettuato diversi interventi importanti con Vitiello che ha cercato la porta con il suo sinistro, non l'ha trovata, poi batte il calcio d'angolo, la tocca La Fiura, l'ultimo tocco è di La Fiura, dunque rimessa dal fondo con Morana che non vuole perdere nemmeno un secondo e va subito ad appoggiarsi alle parti del compagno. Compatti, ragazzi. Aversa, appoggia il pallone. Genuardi, tocca la sfera, poi Emmolo si aggira molto bene col sinistro, Chinnici invece mette tutti d'accordo, poi il pallone è deviato. Genuardi con il fisico non vuole mollare contro La Fiura, poi si allarga sul sinistro e La Fiura la tocca, quel poco che basta per mettere la sfera in rimessa laterale. Nel frattempo si riscalda anche Alessio Leto, probabilmente sarà il prossimo cambio, forse al posto di Sugion, vediamo. Palla centrale imbucata da parte di Oliva che però non trova nessuno. Giuliano invece non ha per nulla fretta, dunque batterà questa rimessa dal fondo. Vai Ale! Fuori su John e dentro Leto, dunque abbiamo indovinato il cambio. Vitiello, c'è largo proprio Leto che però non riceve il pallone. Adesso Chinnici, La Fiura che si è spostato sulla fascia, sulla posizione di Chinnici. Leto, La Fiura per Chinnici che può puntare, converge sul sinistro, apre dalle parti di Vitiello che di prima si appoggia, è una giusta idea in questo caso, ma forse fatto un po' male per Vitiello che un po', forse la coordinazione non era perfetta in questo caso, infatti non è arrivato direttamente dalle parti di Leto, qui subisce un tunnel ma direttamente tra i piedi poi di Chinnici che rientra, grande qui giocata di Chinnici, la solita, adesso sinistro, vede il taglio, La Fiura guarda la porta,
cerca forse una conclusione, poi ci ripensa. Vitiello, Chinnici, c'è largo Leto. Riservito adesso il 14. Poi saggiamente torna dalle parti di Chinnici, che non è mai un'idea sbagliata. Occhio al centro! La Fiura con il tacco molto elegante per Leto, che cerca anche lui la stessa giocata estetica. Poi Leto si infila in mezzo a due, commette fallo, sembrava in realtà tutto regolare, ma Vittorio Garà abbastanza sicuro decide di sanzionare l'intervento, forse col ginocchio probabilmente ha toccato l'avversario Leto, dunque calcio di punizione. Oliva si appoggia a Versa, c'è largo Genuardi, riceve adesso il pallone, converge sul sinistro, poi si appoggia e Molo, ancora Genuardi, Oliva, giro palla difensivo, minuto 20 di gioco, ancora non è stato chiamato invece il time out, ricordiamo sono disponibili un time out per squadra a tempo, non vogliono spezzare probabilmente il gioco. Nel frattempo Leto qui intercetta un ottimo pallone e fa ripartire da dietro l'Atomo Networks. Centrale e Molo si gira, Genuardi prova il taglio con Vitiello che invece segue benissimo la diagonale e qui probabilmente salva anche un gol, perché da quella distanza Oliva probabilmente avrebbe cercato la porta e l'avrebbe anche trovata. Poi bisognava vedere la risposta di Giuliano, ma effettivamente non sembrava una distanza proibitiva, dunque Vitiello provvidenziale in questo caso, come d'altronde Giuliano in quest'ultima occasione. Sarà quindi calcio d'angolo. Uno schema, Leto allontana, poi Aversa di prima cerca il tocco sul 5 che non passa, Aversa prova il taglio, l'imbucata centrale su Emmolo, Chinnici invece porta l'avversario lontano e dunque palla che sfila in rimessa dal fondo. Tanto si riscalda Citarda, probabilmente potrebbe entrare al posto di Vito La Fiura, che si è fatto 22 minuti anche di buon livello. La Fiura cerca addirittura una conclusione verso la porta, trova invece una deviazione, dunque calcio d'angolo. Anzi, no, forse rimessa laterale, perché vediamo, calcio d'angolo, giusto, calcio d'angolo, dunque Leto batterà questo possesso per il Palermo Futsal Club. La Fiora è fuori, ma in mezzo per Chinnici, che era stato lasciato solissimo dai suoi avversari, ma non ha impattato bene. Grande palla da parte di Leto, molto sfortunato invece il 10 che non ha centrato la porta. Nel frattempo Citarda è pronto ad entrare, lui che ha segnato nel corso dell'ultimo match contro il Futsal Emiri su una palla perfetta e anche molto intelligente da parte dell'amico Dante Vitiello, che con il destro, nonostante non fosse il suo piede, ha trovato perfettamente il compagno, che in spaccata ha ribattuto in porta. È dato calcio d'angolo. Oliva per lui tutti i minuti in campo e Molo anticipo di Chinnici. Citarda intanto è pronto ad entrare, nel frattempo rimangono in panchina invece Lopez, Cirafici e Alario, che vediamo se effettivamente potranno entrare in campo. Oggi soltanto 11, non 12 convocati in Misa Gentile. Chinnici, le finte, fa tutto bene qui il 10, che poi si appoggia dalla Fiura alla sponda, a letto con la punta, viene fermato perfettamente da Molo, che fa un grande intervento difensivo, ottiene anche il possesso perché l'ultimo tocco è proprio del 14. E Molo si gira, Oliva cerca la porta e trova il palo lontano, batte Giuliano e fa 1-1 al minuto 23 di gioco. Ha allargato molto bene qui il suo destro Oliva. Dopo l'occasione per il Palermo Futsal Club a rispondere è stato l'Atomo Networks con la rete firmata da Oliva, che fa il gol dell'1-1. Intanto fuori la Fiura, dentro Citarda. Adesso un po' più di freschezza al posto dell'esperienza, del fisico di La Fiura. Chinnici intanto centrale, Citarda. Sarà calcio di punizione, fallo su Chinnici. Tocca un po' il quadricipite. Vitiello. Viene pressato adesso Chinnici, il controllo sfortunato con Emmolo che guadagna il possesso, poi cerca la porta e la trova, ma è tutto fermo perché è stato un intervento abbastanza veemente da parte di Emmolo su Chinnici.
Ragazzi, buttatevi È il anche quarto voi. fallo dei padroni di casa, dunque altri due, potrebbe essere tiro libero. Citarda in mezzo a due, difende palla Citarda! E stava per combinare una giocata impressionante con il petto, quasi da calcio a 11 in realtà. Poi la conclusione verso la porta di Morana. Non ha trovato la porta, soltanto il fuori, ma ci è andato veramente vicinissimo il set, che è partito benissimo. Kiki. Gagliardi. Palla centrale per Oliva ancora! E veramente per questione di centimetri non trova la porta sull'imbucata di Genuardi, molto intelligente. Ma qui forse è da migliorare qualcosa in fase difensiva, perché la formazione di Mister Gentili sta un po' concedendo troppo. Adesso un pizzico di fortuna. Chinnici cerca l'inserimento di Leto, che batte questa rimessa laterale. Vitiello con la punta e Morana respinge e poi blocca in due tempi. Conclusione molto potente per il 4. Palla centrale e Molo prova ad allargare ancora su Oliva, che non trova il possesso perché palla è già terminata in out. Dunque minuto 26 di gioco, mancano 4, poi sarà fine primo tempo. Risultato, per chi si fosse sintonizzato in questo istante, è di 1-1 il gol di La Fiura, poi la risposta di Oliva. Vitiello per Chinnici, poi Citarda, ancora una volta Lorenzo Chinnici, che può allargare, ci pensa un attimo, le finte non abbocca Oliva e guadagna anche la rimessa laterale e chiama il time out mister Puntaloro. Dunque sarà piccolo momento di break, minuto 27, poi si giocheranno 3 minuti, ma chiaramente si riprenderà il gioco soltanto al minuto 28. Poi chiaramente un minuto di recupero sicuramente ci sarà, dunque circa 3 minuti, poi sarà fine primo tempo, risultato quindi di 1-1. Mister Gentile sta parlando con tutti i suoi ragazzi in panchina, probabilmente non contentissimo per la prestazione che li ha visti passare in vantaggio con la rete del solito Vito La Fiura, che ha firmato il gol numero 4 della sua stagione, ma poi il pareggio di Oliva con il primo gol invece subito da parte di Giuseppe Giuliano. Un atteggiamento sicuramente ottimo da parte dei padroni di casa, che vogliono tornare a prendere punti, lo vogliono fare nel campo di casa dopo le 2 sconfitte contro Iccarense e Oratorio San Giovanni Battista. Tanto Vitiello Dai, raga, dai! a fare scuola quasi a Citarda, ha detto non lo devi seguire mai, probabilmente su una pressione particolare. Non si vede troppo, Ale. Poi aggancio difettoso, viene salvato il pallone da parte di Polizzi. Kiki, Non troppo fuori, Ale. palla centrale su Aversa, anzi su Genuardi, scusa. E Molo lo vuole fare girare Leto, riesce però a servire il compagno, si complica un po' la vita qui, sbaglia tutto, poi riesce a mettere una pezza, Vitiello salta l'uomo, Vitiello può cercare sul secondo palo, poi Morana respinge, c'era Citarda pronta a intervenire con la scivolata di Vincenzo Citarda, che sicuramente dal punto di vista dell'atteggiamento non tira mai indietro la gamba, si era fatto trovare anche sul secondo palo, sul pallone di Vitiello, molto intelligente, sta andando sul secondo palo poi a conquistare il possesso, ma niente da fare, pallone che riparte direttamente da Giuliano su Chinnici. Adesso Leto, Vitiello cerca l'imbucata per Citarda, era una buona idea questa in realtà, non ha trovato però il compagno, manca forse un po' la fantasia di Sujon, che nei primi 20 di gioco aveva veramente messo tanto in difficoltà gli avversari. Adesso su quella fascia forse manca la sua fantasia, il suo estro, con Leto che sicuramente dà più fisico, dà anche maggiore cattiveria sotto porta, però forse negli assist, nel creare l'occasione, Sujon ha qualcosa in più. Cambio sicuramente offensivo per mister Gentile, perché Leto comunque è un giocatore che può segnare anche
con maggiore possibilità rispetto su John, giocatore più offensivo probabilmente. Ale, sei ultimo. Chinnici intanto ha lo spazio, può allargare benissimo per Leto, accarezza con il tacco Leto, guarda la porta e poi la traversa, e l'avevamo appena detto Leto che poi si dispera, guarda su, ma tanta sfortuna per Alessio con Morana che l'ha anche toccata, dunque parata di Morana ma traversa di Leto. Chinnici ci tarda con il tacco, addirittura si era girato con il tunnel, è stato sfortunato, poi insegue l'avversario, ancora una volta si autolancia Genuardi direttamente in rimessa laterale. Adesso prende fiducia il Palermo Futsal Club dopo la traversa di Leto, tanto sfortunata, è andato vicinissimo al gol come non mai. Poi Chinnici allarga, ma va bene così per il direttore di gara, finisce il primo tempo con il risultato di 1-1 dopo 30 minuti. Il gol di La Fiora per aprire le danze, poi il pareggio di Oliva. Noi vi salutiamo, ma soltanto per qualche istante, una piccola clip e poi secondo tempo di questa sfida. A dopo. San Vito Lo Capo e Parma all'andata degli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana. È iniziata adesso Parmonval contro San Vito Lo Capo. Lì prova questa verticalizzazione Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcia a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama. Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti titolare del San Vito, occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Lo Capo, non sbaglia, Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Lo Capo. Buon inserimento da parte del classe 1996, ma buono tutta la ripartenza del San Vito, l'intervento da parte dell'otto del San Vito, continua a insistere la squadra giallo-blu, Abdul prova a dialogare con Miraglia, il cross in mezzo e clamoroso autogol da parte di Umberto Marino e quindi raddoppia il parziale del San Vito, inizio horror della Parmonval all'11° minuto di una doppia sfida. Sarebbe un suicidio. Occhio però a quest'altra ripartenza. Rosone, c'è spazio per calciare, ha le qualità per far male. Rosone va all'1 contro 1. Rosone a cercare il piazzato, se l'è divorato il San Vito qui. Il tris. Bene Rosone dietro per Bulades che poi cerca Bonaventura che è partito coi tempi giusti. Erroraccio da parte di Marino. E allora il tiro di Bonaventura. La palla è uscita. Tanto correggiamo, non è stato Marino a fare l'errore ma bensì Procida, ma è stato un tocco quasi letale per i suoi, quello di Procida. Bonaventura fa quello che vuole, poi torna indietro e il lancio illuminante per Rosone che attacca lo spazio, l'aggancio non è perfetto, ancora Rosone, può centrarsi, va invece sul fondo, torna indietro da Cardella, traversa clamorosa e poi Bonaventura ancora, non si libera del pallone la Parmonval, lo fa solo adesso, ma vicinissimo al tris ancora una volta il San Vito Lo Capo. Il classe 2003, intanto va al cross in mezzo, occhio perché ci sono Abdul e Bonaventura, con più convinzione il 9, che calcia e poi da 2 passi Rosone, si salva la Parmonval con un salvataggio importantissimo da parte di Tarantino per Rama, che apre da Caronia, pronto a muoversi Samanè, servito invece l'Abate, ancora l'Abate, allarga per Samanè, c'è in mezzo più di un compagno, servito però Rama, colpetto, Rama da grande giocatore, fa fuori un avversario e riapre la pratica, c'è da mettersi le mani in testa per il San Vito, per quanto sprecato, ma Rama, da reale protagonista di questa partita, ha riaperto i giochi e l'ha fatto da top giocatore, facendo fuori un avversario e con un solo tocco ha appoggiato il pallone in porta, bravissimo l'ex Aspra qui, ma per il direttore di gara non c'è più tempo, ha perso un po' di tempo qui il San Vito a battere questa rimessa, ma intanto è iniziata la ripresa. Italia contro il Casteldaccia, poi la cessione alla Parmonval ed è capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Intanto si affaccia in avanti Cardella, zona tiro per lui, Cardella, servito Bonaventura, calcia sul primo palo, risponde Tarantino e poi blocca, continua a sprecare occasioni il San Vito. Ramaglio
poi prova ad andare in verticale Bulades per Rosone, che aveva fatto il 3-0, ma è stata alzata la bandierina per pareggiare la contesa. Pronto al solito Guastella, va col destro, la porta la becca, ma con i pugni la mette in angolo Iacono, si salva il San Vito. Battuta, ma sembra andare Bulades che fa una finta, alla fine il pallone è lasciato a Ramaglio e arriva il gol di Rosone che triplica il parziale 3-1 per il San Vito Lo Capo. Sesto gol con la maglia del San Vito di Rosone. Calare soprattutto l'attenzione. Ecco l'intercetto a parte di Giorgio e su questo contrasto finisce qui il match. San Vito Lo Capo batte Parmonval 3-1 e si aggiudica l'andata di questi ottavi. Mister Comito, allenatore del San Vito Lo Capo, mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi che comunque hanno battuto 3-1 la Parmonval in questo primo atto degli ottavi di Coppa? Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro, sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso, ma va bene così. Sappiamo che la qualificazione ce la giocheremo sui 200 minuti, i ragazzi lo sapevano, quindi va bene così, sono soddisfatto. Da domani prepareremo il ritorno. Mister, ne abbiamo parlato anche con Bulades, il capitano. Secondo lei c'è un problema in termini di concretezza di questa squadra? Perché soprattutto nel primo tempo si poteva anche vincere 4-0, ci sono state tantissime occasioni, poi addirittura la Parma l'ha accorciato con Rama. Cosa ha detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi per mantenere alta la concentrazione e dominare direttamente la ripresa? Perché diciamo che non avete concesso nulla. No, guarda, non direi che c'è un problema di concretezza, perché dico, cioè, il primo tempo è finito 2-1, abbiamo concesso una palla gol, ma loro sono stati bravi, attenzione, dicono, a sfruttare un errore che abbiamo commesso. Certo, se avessimo concretizzato tutte le palle gol che abbiamo creato parleremmo d'altro, dico, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché dico, alla fine il 3-1, dai, contro una buona squadra. Sicuramente a fine primo tempo io ho detto che la partita non era ma già i ragazzi lo sapevano, perché io l'avevo detto che si giocherà sui 180 minuti, sulle 100 minuti. C'è una partita di ritorno, quindi i ragazzi lo sapevano. Negli spogliatoi ho detto di continuare così, perché va bene quando si crea, mi preoccuperei quando la squadra non fa azione da gol. Invece devo dire che l'avete visto, dico, abbiamo avuto diverse palle gol, anche per la bravura di Tarantino. Dico, non abbiamo, diciamo, vinto con un risultato un po' più ampio. Però noi vorremmo soffermarci un attimo sulla catena di sinistra, appunto quella composta da Bulades e Rosone, perché dimostra di avere una grandissima intesa, ovviamente senza nulla togliere a quella di destra, ma soprattutto Rosone come lo vede? Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa vincente sfida tra Atomo Networks e Palermo Futsal Club. Vediamo subito le due formazioni già in campo, manca chiaramente il nostro cronometro, ma partirà, come vi diciamo sempre, al momento del fischio da parte del signor Contreras, che oggi sta dirigendo questa partita, risultato di 1-1 come potete benissimo leggere. Invece vediamo subito quel quintetto, perché parte dal primo Citarda e non la Fiura. Questa già è una notizia, poi parte dal primo anche Lorenzo Lopez, e questa è un'altra notizia sicuramente, perché non c'è Lorenzo Chinnici, anzi no, Lorenzo Chinnici è qui, quindi partono con i Chinnici su John laterali, Citarda pivot e Lopez in difesa. Ed adesso inizia anche il secondo tempo di questa sfida, con il primo possesso per i padroni di casa. Vengono subito pressati molto alto su John, che va su John, allarga, Chinnici, guarda la porta, Chinnici per su John, e qui forse avrebbe potuto calciare, anzi, cambio verbo, avrebbe dovuto calciare Lorenzo Chinnici, ma ecco l'importanza di Ali Sugione, perché appena entrato ha subito pressato tantissimo, guadagnando il possesso. Nel frattempo ingresso in campo per Eric Barone con la maglia numero 8.
non ha ancora toccato un pallone, perché comunque il Palermo al momento sta schiacciando gli avversari con un doppio centrale Lopez e Chinnici, anche per consentire forse al 10 di poter attaccare maggiormente. Lopez. Citarda, tra l'altro molto bene in partita. Lopez, intanto rimangono in panchina invece Ciravici e Danilo Alario, chissà che ci sia spazio anche per loro. Citarda allarga su John, allarga per Citarda di prima a cercare Lopez, è una buona occasione ma non ha trovato il compagno, sarà quindi rimessa laterale che viene battuta rapidamente con Emmolo. Poi Barone che non controlla la sfera, dunque rimessa laterale con Lopez. Chinnici adesso, pressione di Lombardo che rimane però lì, poi Chinnici sbaglia il tocco, è stato anche bravo Polizzi qui a eludere su John. Lombardo può puntare Chinnici, lo salta, poi cerca un tocco per appoggiarsi forse su Barone, ma non si capiscono i due, quindi Giuliano. Chinnici, Lopez, Citarda lotta e poi dalla per Lopez che cerca la porta e Morana si distende perfettamente, ma grandissimo qui il lavoro da parte di Citarda che si appoggia sull'avversario e poi non appena vede l'inserimento di Lopez tocca il pallone quel poco che basta per lanciarlo in porta. Calcio d'angolo su John per Chinnici al volo, prende Lopez, poi lotta Barone con Chinnici, pallone che viene toccato da Chinnici, poi si chiede un tocco con il braccio probabilmente ed è calcio di punizione per il Palermo Futsal Club. Il direttore di gara ha sanzionato un intervento irregolare da parte del numero 8, dunque qui anche un po' rischiando Chinnici, perché invece no, perché il fallo è stato fischiato all'opposto con Emmolo che batte. Lombardo, pressione di su John, Polizzi per Barone, lo porta all'esterno invece Lopez che scorso anno invece giocava nell'oratorio San Giovanni Battista, è stato uno degli acquisti del calciomercato estivo da parte del presidente Pazzaglia. Che Chinnici per Lopez, centrale per Citarda, viene anticipato da un ottimo intervento da parte di Emmolo, anzi da parte di Kiki, che tu scusa non è Emmolo è con la maglia numero 5, è in panchina, quindi Chinnici su John allo spazio, rientra rischiando tanto su Barone, infatti tocca la sfera, poi Chinnici con l'esterno si appoggia, Lopez la controlla, vuole rientrare, casca giù, calcio di punizione. Adesso azione ancora Palermo Futsal Club, ma sembrerebbe un secondo tempo più vivace del primo, non che il primo non lo fosse stato, ma sicuramente in questo secondo tempo stiamo vedendo due squadre anche un pizzico più larghe, quindi consentirci di commentare più spettacolarità. Sarà quindi calcio di punizione con su John, vediamo se calcerà verso la porta o se invece cercherà uno schema, perché vicino a lui c'è Lopez ma anche Chinnici, poi dentro l'area di rigore invece l'unico Citarda. Su John, sul punto di battuta, aspetta il fischio parte del direttore di gara. Mister Puntrolo cerca invece di aggiustare le marcature, allarga per Chinnici e poi sulla linea salva Lombardo, fa vicinissimo al gol il Palermo Futsal Club con Lorenzo Chinnici che aveva effettivamente trovato l'angolino perfetto, ma ha trovato soprattutto Lombardo che qui da capitano vero si è sostituito a Michele Morana, negando il gol del raddoppio. Citarda, salta la Citarda non trova la porta, ancora una volta ha provato questa conclusione, il primo tempo è andata decisamente meglio, ora un po' peggio nel secondo. Colpo di testa intanto di Lorenzo Chinnici, palla in rimessa laterale con Lombardo che aspetta l'arrivo dei compagni, arriva adesso. Lombardo si appoggia con l'ultimo tocco che è stato di Chinnici, dunque palla in rimessa laterale per formazione di maglia bianca per Atomo Networks che rischia un po' sulla pressione di su John che poi ruba il pallone. Chinnici, Citarda 2 contro 1, Citarda va sul sinistro, cerca il dribbling con la suola ma non riesce questa volta. Lombardo
prova a buttarsi in avanti il capitano con la sola lotta, ma non basta, perché Citarda viene subito a tallonarlo da dietro e poi in duetto con Su John rubano la sfera. Chinnici allarga il gioco, Su John il taglio a centrocampo, sbaglia però tutto, poi Kiki si autolancia, cerca con la punta il tocco dalle parti di Barone, sbaglia però il passaggio, dunque rimessa laterale regalata alla formazione rosanera. Chinnici, Su John ha lo spazio per puntare, vede Chinnici, lo serve Lopez con la sola posizione da parte di Chinnici, lo serve adesso, guarda il secondo palo, poi prova a rientrare, invece non abbocca le finte Oliva, dunque palla in rimessa laterale con Lopez su John, alza la sfera, Lopez potrebbe servire i compagni, ci pensa un attimo, poi torna dietro su John, è l'ultimo uomo adesso, non può rischiare. Lopez allarga il gioco, non rischia. Chinnici poi rientra sul sinistro, Citarda prova a girarsi, palla di ritorno per Chinnici, era una grande idea di Citarda, poi cerca una deviazione che non trova Chinnici, dunque riparte Kiki. Lombardo adesso ha avuto l'occasione la squadra rosanero senza però riuscirci, poi Citarda commette fallo, un po' troppo irruente qui il numero 7 del Palermo Futsal Club, dunque si riparte con questo calcio di punizione battuto rapidamente in fase difensiva dall'Atomo Networks con Oliva. Kiki poi si toccano con Giulio che mette palla in rimessa laterale, è rimasto giù Lopez con lo scontro con Crosta, rimasto a terra Lopez, si tocca il viso. Poi i due si chiariscono subito, tutto ok. Nel tempo ancora panchina per Vivarelli e la Fiura, vediamo se potranno entrare in questo secondo tempo, se c'è spazio anche per Cirafici e Alario, che invece quanto pare viene restituito subito da Crosta proprio a Giuliano, che poi batte la rimessa dal fondo. Su John intanto allarga il gioco, Chinnici punta Oliva, va sul sinistro, poi si ferma, ci pensa un attimo. Su John non lo fa passare qui. Grande chiusura difensiva da parte di Crosta, che sta realizzando una buonissima partita. Ok, al centro! Rimessa laterale, zona offensiva con Su John per Chinnici. Allarga il gioco, Lopez che si è del tutto ripreso dopo l'ultimo scontro. Le finte di Chinnici che rischia tanto qui sulla pressione. Su John cerca il secondo palo, deviazione, poi rimane lì Citarda, ancora Su John con la punta e poi la palla entra! Su John! Ed arriva il gol dell'1-2 con rabbia! Il raddoppio da parte del Palermo Futsal Club con Citarda e Su John a fare confusione lì davanti a Michele Morana, che era andato giù con i tempi giusti e aveva compiuto l'ennesimo miracolo della sua partita. Ma poi Su John ha messo la palla in rete, forse anche una deviazione, bisogna riguardare probabilmente le immagini, lo rifaremo al termine della partita, ma il gol comunque è del Palermo Futsal Club. Chinnici rientra sul sinistro, può rientrare, cerca Su John, cerca il secondo palo per Citarda, deviazione da parte di Crosta, adesso è in fiducia il Palermo Futsal Club, invece urla mister Puntalolo. Su John cerca la porta con Morana, che in due tempi anche complice Crosta riesce a bloccare la sfera. Palla alta, Lopez con la testa, Lombardo ha tutto lo spazio per poterla controllare, non lo fa e dunque riparte da dietro, riparte da Aversa. Adesso Crosta, Oliva, si è riformato il quintetto iniziale che ha iniziato la partita. Lombardo, pressione di Lopez, poi esce benissimo Lombardo, grande qui la sua giocata. Oliva allarga il pallone a cercare Crosta, chiude la strada a Lopez, poi presa bassa di Giuliano, viene addirittura commesso fallo
Sarà dunque calcio di punizione. Nel frattempo si è levato la pettorina la Fiura, si è levata anche Vivarelli, saranno i prossimi a entrare. Chinnici ha lo spazio, Chinnici cerca la punta e Morana va giù benissimo poi su Gian, una finta di corpo, guadagna la rimessa. Lopez su Gian, c'è largo Chinnici ma non viene servito, adesso Lopez, tutto lo spazio. Tanto spazio oggi per Chinnici, infatti addomestica il pallone e rientra su Citarda. Su Gian. Col tacco molto elegante qui su Gian. Lopez si appoggia. Chinnici. Occhio al centro, occhio al centro! Imbuca per su Gian, c'è Citarda in mezzo, lo osserva adesso Citarda, Citarda! E Morana supera ancora una volta, chiude le gambe. Qui se l'è veramente divorato il numero 7, questa occasione. Vincenzo Citarda, dato vicinissimo al gol, poi la punta, salta Chinnici e Giuliano Miracolo, poi due volte Lombardo, ma qui Giuliano ha veramente fatto una partita impressionante. Citarda prova il dribbling e viene fermato da Versa, ma che partita adesso stiamo vedendo con Giuliano che ha compiuto un miracolo. In precedenza era stato Morana a fare una grande parata, ma questa volta Giuliano si è superato perché ha fatto impresa bassa che non era per niente facile. Intanto Chinnici c'è la sovrapposizione da parte di Sugione, viene servito adesso, poi palla di ritorno, questa volta sbagliata da parte del numero 20, anzi numero 8, è ritornato con la 8 su John, ci aveva lasciato con la 20 nella scorsa partita giocata da lui, quella contro il No Camp Capace, invece è tornato con la sua numero 8. In frattempo cambio in attacco, dentro Vito La Fiura, fuori Vincenzo Citarda. Una buona partita per l'ex calciatore del Futsal Monreale, ma chiaramente influisce tanto sul suo voto questa occasione divorata all'ultimo. Oliva punta la porta, cerca il secondo palo, Lopez con il tacco a chiudere. Qui ottima la chiusura difensiva da parte dell'ex capitano del Rotoro San Giovanni Battista. Lombardo può allargare il gioco, invece si accentra e cerca il compagno, lo trova, poi scontro con La Fiura, con Fiura che cerca il sinistro, La Fiura, e non rimasti tutti dietro per protestare per un intervento su John, ma La Fiura è andato davanti alla porta e poi col sinistro ha allargato perfettamente. Risultato di 1-3 adesso, la doppietta di Vito La Fiura che è rientrato in questo secondo tempo, e forse anche la panchina in questi primi minuti della seconda frazione ha fatto decisamente bene perché ha ripreso tutte le forze e con il sinistro è stato perfetto, battendo Michele Morana, e fa dunque il gol dell'1-3. Poi il rimpallo su John con tanta cattiveria agonistica, ferma il suo avversario. Poi Chinnici, il contrasto contro Lombardo, il capitano dell'Atomo Networks. Nel frattempo è pronto Luca Vivarelli, vediamo al posto di chi, se al posto di Sugion o al posto di Lopez o di Chinnici, addirittura forse al posto di Sugion per garantire una maggiore copertura difensiva. Intanto palla di Sugion illuminante per Chinnici che non la tocca e guadagna il calcio d'angolo, dunque il massimo qui ottenuto da Lorenzo Chinnici. Chiama uno schema, palla per La Fiura, la controlla su John con il sinistro, poi per La Fiura che cerca invece la punta, si torna ancora dietro su John, allo spazio, allarga Chinnici con la punta, Morana respinge ancora una volta, ennesimo tiro da parte di Chinnici, poi La Fiura ferma tutto in fase difensiva su John e con il tacco prende un brutto fallo qui. Ed è giallo per Aversa. Sugione è rimasto a terra, ha preso una brutta botta. Vediamo se ci sarà un cambio proprio per il numero 8 che sta giocando un grande secondo tempo, ma lo dicevamo anche in chiusura di primo tempo, forse mancava proprio la sua fantasia, il suo essere frizzante nelle giocate. Mister Gentile probabilmente ci ha sentiti da qui, o forse ha visto la diretta, o probabilmente era già ovviamente una decisione presa. Ha fatto entrare in questo secondo tempo un gol, un assist. Che partita per Ali Sugion. Sarà calcio di punizione con La Fiura che sta guardando attentamente Morana, la barriera e il pallone.
sguardo killer per la Fiura che cerca la porta, trova invece Morana col ginocchio, va sempre benissimo giù l'esperto portiere ex Delfini, ex anche Veco Calcio a 5. Ha iniziato infatti la stagione proprio con la formazione del presidente Veniero, poi però è stato un po' troppo forte anche il richiamo dell'Atomo Networks, dove tanto era stato bene nel corso della scorsa stagione, e dunque ritorno in Serie D. Chinnici intanto su John, apre per Lopez, Lombardo capisce tutto in anticipo, poi non vuole fare fallo, Lombardo si autolancia, viene spinto, calcio di punizione, poi con rabbia cerca la porta, ma il gioco è comunque fermo. Sarà quindi calcio di punizione per l'Atomo Networks, che batterà con Oliva, che ha già trovato un gol in questa partita, battendo proprio Giuliano nel corso del primo tempo. Adesso invece ha l'occasione di presentarsi nuovamente dalle parti del portiere. Fa tipo un altro cambio, perché è entrato Genuardi, che ha fatto anche lui una buonissima prestazione nel primo tempo, entra invece per la prima volta nel secondo. Oliva cerca Giuliano alla porta, poi palla che rimane lì e poi da posizione praticamente impossibile. Lombardo trova il gol del 2-3, riapre la partita. Pallone che è terminato tra i piedi del capitano, che da una posizione veramente complicata è stato bravissimo a baciare la traversa e poi trovare il gol. Nel tempo dentro Luca Vivarelli, fuori proprio su John. Chinnici trova le finte, viene fermato però da Crossa, che la Fiura lotta con Genuardi, che è entrato ovviamente anche per dare fastidio alla Fiura con la sua velocità, con la sua tecnica. Tempo Morana chiama ai compagni tutte le marcature, siamo arrivati al minuto 47 di gioco, mancano 13 minuti, poi sarà fine match. Lopez rientra, subisce forse un fallo. Chinnici, Lopez, Vivarelli, palla di prima per Lopez, si scontra con Genuardi, poi contrasto con Vivarelli, sarà rimessa laterale con Oliva, che ha battuto il calcio di punizione in precedenza, realizzando quasi un mezzo assist, possiamo chiamarlo. Genuardi va a girarsi, Lopez si appoggia, Chinnici, attacco per Lopez, Vivarelli, vediamo se crea una delle sue solite giocate. Sbaglia il tocco, Oliva si autolancia da solo, è veloce, poi Lopez in scivolata, perfetto, ma non guadagna nemmeno la rimessa laterale. Poi il velo di partita di Lombardo, Oliva, poi viene commesso il fallo da Vivarelli. Poi signore, ma che cos'è? Un po' eccessiva in realtà la sua reazione, che sicuramente il fallo c'è stato, ma abbastanza evidente come non fosse stata così plateale. Invece ha posto in essere il numero 7 qui in questo caso, guadagnando però un calcio di punizione. La Fiura da terra, adesso è una partita più maschia con Chinnici, poi Lopez 2 volte, lo scontro con Genuardi, la Fiura pensa di Chinnici, che prende forse anche un calcio, poi la Fiura sconta. Adesso partita veramente molto, ma molto dura. Prende infatti un brutto fallo qui Luca Vivarelli, che si tocca la caviglia. Entra anche lo staff medico formato da Carmelo Punzina, che fa guadagnare un calcio di punizione alla formazione rosanero. Ma giocare a calcio, è una bella partita, ma che cazzo fa? Questo calcio di punizione vediamo chi andrà, perché Chinnici potrebbe essere uno dei maggiori indiziati. La Fiora anche, ma si allontana, dunque andrà Chinnici. Forse qui ci aspettiamo però uno schema piuttosto che un tiro. Anche la carica da parte di tutti i tifosi del Palermo Futsal Club a caricare il sinistro di Lorenzo Chinnici, è stato sempre di 2-3 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Schema, la Fiura cerca la porta, deviazione, palla ancora in corner con Michele Morana che guadagna qualche secondo, però no, perché la palla è rimessa dal fondo. Dunque Genuardi
Crosta, adesso Oliva, c'è spazio per il 7. Pressione di Vivarelli che sbaglia qui, Lombardo esce fuori, poi con la spalla Vivarelli prova a infastidirlo, palla dall'altra parte e poi sulla linea Chinnici salva tutto, è stato veramente vicino al pareggio l'Atomo Networks con il primo Fusacame che forse è concesso ancora una volta un po' troppo in fase difensiva. Vivarelli, la Fiura, casca giù Vivarelli ma si continua, poi Lopez va a contrastare e poi commette anche fallo. Adesso intervento di Lopez, sembrava però sul pallone, non per l'editore di gara che fischia il calcio di punizione. Nel frattempo era rimasto invece a terra Luca Vivarelli con Lombardo che è andato a chiedere scusa infatti al piccolo numero 6. Poi Morana cerca addirittura la porta, ma poi la risata da parte di Michele Morano che non si è capito cosa in realtà volesse fare, forse allontanare semplicemente il pallone, non credo volesse centrare la porta. Nel frattempo viene chiamato un time out, dunque al minuto 51 e 30 secondi un time out sul risultato di 2-3. Partita adesso molto dura con tanti contrasti a centrocampo e sicuramente l'agonismo può fare la differenza in questa partita, perché sono due squadre che stanno giocando un buon calcio, però negli ultimi minuti sicuramente a fare la differenza potrà essere la voglia di vincere, la voglia di supremazia, l'egemonia che si cerca in questa partita. Nel frattempo sia mister Gentile sia mister Puntaloro sono a colloquio con i propri ragazzi. Nel frattempo Morana sta riprendendo il pallone dopo averlo allontanato. 8 minuti più il recupero, questo è il minutaggio mancante per la fine della partita. Crosta batte dalle parti di Genuardi, adesso Oliva, palla gettata in avanti, adesso un po' di confusione. Gironi invece predica calma per i suoi compagni, tenuta blu per il portiere, non la classica gialla che invece ha accompagnato in tutte le dirette il Palermo Futsal Club. Vi ricordate sicuramente Velardi, ma anche Calì con quella tenuta gialla. Poi anche per chi si ricorda gli altri portieri passati in maglia rosanero come Alberto Accardi, Alessio Di Cristina e Giacomo D'Antonio. Invece in forza al Mazzara Futsal. Nel frattempo Lopez, Chinnici, si torna dietro da Vivarelli, non vuole forzare la giocata. Lopez cerca un dribbling, sbaglia tutto, poi prova a guadagnare il possesso, lo trova, poi sbaglia il tocco. Il dribbling su Vivarelli riesce anche a passare Oliva contro Giuliano che poi la para e la palla viene anche quasi forse allontanata da Lopez che arriva adesso con l'esterno, ma ancora una volta c'è tanta cattiveria agonistica in campo. Al momento l'Atomo Networks sembrerebbe averne anche qualcosa in più. Subito! Oliva che più volte è scappato con la sua velocità, viene inseguito da Chinnici che come lui è tanto veloce. Minuto 54, mancano 6 più recupero, risultato sempre di 2-3. Lombardo allarga, palla di ritorno, ancora Lombardo, poi la chiude invece Lopez. Sarà ancora a calcio d'angolo, dunque possesso per l'Atomo Networks con mister Puntaloro che ormai ha praticamente perso tutta la voce per dire ai suoi ragazzi come impostare la partita, come schierarsi in campo. Chiaramente un po' quello che cui vanno incontro tutti gli allenatori, per allenatore di cuore come mister Puntaloro, chiaramente. Messa laterale, va in mezzo forte con Chinnici che invece la tocca con il dorso. Poi Oliva e Giuliano ancora una volta fa un miracolo assoluto andando giù con una leggiadria incredibile. L'ha levata veramente dall'angolino, ancora uno schema, Crosta. Poi Chinnici prende in pieno dietro di gara, chiede subito scusa. Poi Oliva, questa volta il pallone si è alzato un po' troppo, Giuliano invece va lungo dalle parti di Vivarelli, scontro di testa con Oliva. Sarà rimessa laterale per la formazione rosanero con Vivarelli, si allontana la Fiura che invece è molto avanzato, si torna invece da Lopez. Vivarelli può puntare l'uovo,
Vivarelli va sul destro, cerca la porta, Morana blocca invece con un tempo e da subito la sfera accompagna. Oliva, Lombardo, cerca la posizione, arriva adesso, Oliva con la punta, è sempre Giuliano, ma rimane ancora lì, e Lopez poi allontana. Forse anche perché Oliva non aveva creduto in questo pallone di ritorno dopo la parata di Giuliano, che è stata ancora una volta provvidenziale. Grande partita per il portiere che nel secondo tempo veramente è salito in cattedra. Palla alta, Chinnici mette tutti d'accordo, si autolancia, Chinnici grande, la sua azione va sul sinistro, Chinnici sul sinistro e poi Morana la prende veramente così dentro la porta. Michele Morana fa una grandissima parata, ma che giocata di Lorenzo Chinnici, che ne è stata di ben 3 con la sua velocità, e queste forse sono le sue giocate, quelle che dovrebbe provare forse anche un po' di più. La Fiura, Chinnici e Morana. Poi Vivarelli ruba il pallone, va sul sinistro, Vivarelli ancora e non trova il palo lontano. Adesso il Palermo flirta con il gol, ma veramente vicinissimo 2 volte con Chinnici e con Vivarelli, entrambi mancini. Ma nella prima occasione Morana super, poi nella seconda probabilmente una preghierina espressa dal portiere. Nel frattempo c'è spazio per Sujon. Andiamo al posto di chi? Giuliano per la Fiura, direttamente dalle parti del collega Morana. Questione alta di Chinnici, minuto 57, mancano 3 minuti alla fine della partita, poi un piccolo recupero sicuramente verrà dato al direttore di gara. Vivarelli aggancia il pallone allo spazio, vuole il sinistro, le finte, si allarga Vivarelli, può cercare la porta, ancora Vivarelli fa tutto solo e qui sbaglia perché si allarga forse un po' troppo, poi la Fiura in contrasto. Avrebbe potuto sicuramente calciare verso la porta in precedenza Vivarelli, o comunque cercare sul secondo palo l'arrivo di Vito La Fiura. Non ha scelto nessuna delle 2 opzioni, ha cercato la terza, forse quella un po' più complicata, però di complicarsi un po' la vita cercando un dribbling di troppo. Poi perfetto Chinnici. Palla allungata e Molo con il tacco perfetto, poi cerca la conclusione Crosta con Lopez, che probabilmente con il polpaccio riesce a sventare l'occasione, poi allontana Chinnici con un rimpallo che lo favorisce, punta l'uomo, Chinnici è più veloce, poi si fa male anche da solo. Rimasta a terra Lorenzo Chinnici, ci auguriamo che non sia nulla di grave, ma la sua faccia non sembra delle più felici. Poi fa vedere qualcosa al direttore di gara, sicuramente non il tatuaggio, che comunque presenta. Ricordo anche il time out, forse un graffio Lorenzo Chinnici, che insiste infatti con il direttore di gara facendo vedere forse qualche contrasto un po' più veemente. Frattempo time out, dunque minuto 58 di questa partita, manca veramente pochissimo, 1 minuto e mezzo al termine del match. Poi chiaramente un recupero che ci immaginiamo possa essere di almeno 2 minuti, visti i 2 time out che sono stati decisi dalle parti delle 2 formazioni, chiaramente uno per parte, prima per l'Atomo Networks, successivamente invece questa volta per il Palermo Futsal Club. Nel frattempo l'abbraccio con Vivarelli che lascia il campo a Ali Sujon. Nel frattempo rimessa laterale per la formazione rossonero, minuto 59, manca 1 minuto, poi sarà recupero. Va Chinnici sul punto di battuta, si appoggia dietro dalle parti di Lopez. Centrale, La Fiura prova a girarsi in mezzo a 2 maglie, sbaglia tutto. Qui anche ottima la morsa della formazione di casa. Morana rischia un poco qui, infatti pressione perfetta di Sujon, che è sempre molto utile alla causa. Poi raddoppio con La Fiura e Sujon, poi sbaglia il tocco, qui aveva capito tutto in anticipo Chinnici, che aveva infatti tagliato la strada e guadagna questa rimessa laterale, manca veramente pochissimo. Adesso soltanto il recupero. Sujon, Lopez, Chinnici va sul destro, poi rientra sul piede forte, allarga il gioco dalle parti di Sujon, che guadagna anche qualche secondo che può soltanto fare bene ai rosanero. Palla centrale, Lopez, Sujon di prima, Chinnici fa tutto solo, poi si appoggia
la Fiura, lo spazio cerca di sulla porta, qui forse un errore da parte del capitano, perché avrebbe potuto sicuramente fare girare maggiormente il pallone. Infatti si attende il recupero di gara e Mola prova a girarsi, ma Lopez è perfetto in fase difensiva e qui mister Gentile lo ha schierato soltanto nel secondo tempo, niente primo tempo, ma soltanto nella seconda frazione per difendere il risultato con gli artigli Lorenzo Lopez, uno degli acquisti più interessanti del calciomercato estivo. Cerca spazio Genuardi su John in anticipo, poi con il braccio la tocca, ma è fallo di su John perché era stato piuttosto evidente il tocco con il braccio. Poi va giù su John. Sono immagini che sicuramente non vogliamo vedere in qualsiasi competizione sportiva, che sia calcio, che sia pallavolo, basket o qualsiasi altro. Calcio di punizione quindi per l'Atomo Networks, sembrava abbastanza evidente invece il tocco con il braccio, in realtà però forse ha fischiato un intervento di su John in pressione, magari da dietro. Bisognerebbe riguardare chiaramente le immagini. Vittorio Gala dice che fischia proprio lui e anche il mister Puntaloro dice qualcosa. Signore, lo esca il cartellino! Nel frattempo Girano sistema la barriera con il solo Vito La Fiura a rappresentarla. C'è anche Chinici che però fa un passo indietro adesso. Dentro l'area di gol invece Lopez che tiene in marcatura stretta crosta. Su Gianni invece sul palo. Sul punto di battuta invece c'è Emmolo che cerca la porta, prende Chinnici, poi pallone che può essere allontanato dal 10 che invece cerca l'assist dalle parti di La Fiura, ma con questa azione finisce anche la partita e vince il Palermo Futsal Club soffrendo, con gli artigli, con tanta voglia, con il risultato di 2-3. C'è intanto Lorenzo Chinnici vicinissimo alla tifoseria rosanero, qui infatti ci manda anche un saluto. Finisce quindi con il risultato di 2-3 questa partita, sale quindi a quota 6 punti, punteggio pieno per il Palermo Futsal Club che adesso guarda veramente la classifica. Nel frattempo noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia, amici di Sportissimi. Da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio e alla prossima. Sì! Lollo!